per due parole il nostro amico, il presidente del comitato, a dire quello che è il titolo della mozione e che invito tutti poi, uscendo, a sottoscrivere a quel tavolino apposito che è stato messo lì. Ecco, prego. Grazie al Davis. Allora, io non sono il presidente del comitato, è mio fratello, lo rappresento però oggi. Allora, il comune ha dato parere favorevole alla costruzione di un polo logistico, lo chiamano, gigantesco. Sembra che in queste dimensioni sia per il momento scongiurato, ma stiamo capendo che vogliono partire con un progetto un pochino diverso, quindi truccato, no? Con l'altalena davanti, con un parchetto, con una camminata magari, te lo presentano in maniera simpatica e la gente abbassa un po' la guardia, si abbassa la temperatura e poi passa. Ecco, noi invece siamo qua per mantenere alta la temperatura. Il sindaco, a nostro avviso, si è comportato in maniera menzognera, nel senso che dice di aver informato la popolazione, questo non è vero, dice di aver informato la popolazione attraverso le associazioni, ma penso che tante persone non facciano parte di associazioni e quindi meritino comunque di essere informate. Al di là di questo non ha informato nemmeno tramite le associazioni, ho fatto io personalmente un'indagine. Allora noi abbiamo fatto una petizione che trovate sul tavolino qui in giardino, se condividete il nostro pensiero vi preghiamo di firmarla. Quello che chiediamo è che la destinazione d'uso dei campi su cui vorrebbero costruire questo mostro rimanga agricola, d'uso agricolo, che non sia toccata, in maniera da non destinare poi in un futuro l'area ad altre situazioni logistiche più piccoline, più simpatiche. Oggi tra l'altro è uscito un articolo dove l'amministrazione, la giunta ancora ribadisce il concetto che noi del comitato siamo contro tutto e informiamo la gente in maniera unilaterale. Adesso siccome io non sono una nullità, faccio parlare una persona più grande di me che è Nicolás Gómez Dávila, e dice che un certo analfabetismo dell'anima non può essere curato con qualsiasi diploma. E quindi al di là di tutto, come si può dire che facciamo informazione unilaterale? Cosa dobbiamo cantare le lodi anche della parte che ha proposto, no, questa costruzione? No, noi informiamo e portiamo dei contenuti per i quali noi pensiamo si debba combattere, si debba diffondere, insomma, informazione. Questo è il nostro compito, quindi non è per niente unilaterale. Il comune cosa fa? Dice che vede delle prospettive, la giunta dice che vede delle prospettive, ma questa è una parola, non vuol dire niente. Quando abbiamo invitato le persone che decantano queste parole a spiegarle, a dimostrarle, poi in realtà si cade nel vuoto, no? Perché non c'è nulla dietro le parole, nulla dietro un presupposto vantaggio economico, ma ovviamente come dice il cantautore, non si può svendere un paese per un plat di frucions, e per noi la questione economica non esiste, anche perché abbiamo interpellato persone diciamo esperte nella questione e oltre che essere presupposta, anche questa sembra abbastanza menzognera. Quindi ringraziamo il Davis e vi preghiamo, se volete, di sottoscrivere la petizione. Grazie. Bene. Bene.